Morte Mesina, diritto, Sardegna e legame con Riva. Cosa lega un ex bandito sardo, noto come Primo La Rossa, a un campione di calcio amato da tutta un'isola? La vicenda di Graziano Mesina, morto all'età di 83 anni, solleva interrogativi profondi sul diritto a una fine vita dignitosa e sul complesso rapporto tra giustizia, umanità e identità territoriale. Proprio il giorno precedente alla sua scomparsa, era stata accolta l'istanza di differimento della pena per gravi motivi di salute presentata dai suoi legali, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. Mesina era affetto da una patologia oncologica incurabile in fase terminale. Silvio Lai, parlamentare sardo del PD, ha espresso forti critiche per il fatto che Mesina sia morto lontano dalla sua terra, definendola un'inutile crudeltà. Secondo Lai, garantire un fine vita dignitoso vicino ai propri familiari è un diritto che dovrebbe essere riconosciuto a tutti, anche a chi, come Graziano Mesina, aveva un debito da pagare con la giustizia. Questa posizione è condivisa dalla garante dei detenuti, Irene Testa. Le avvocate di Mesina avevano presentato più volte istanza di differimento della pena per motivi di salute, ma solo l'ultima richiesta è stata accolta. Lai sottolinea come, per un sardo, scontare una pena lontano dall'isola rappresenti un'ulteriore condanna. Pur comprendendo la necessità di allontanare persone pericolose dal proprio territorio per evitare contatti con organizzazioni criminali, Lai riteneva che nel caso di Mesina, date le sue gravi condizioni di salute, si potessero garantire gli arresti domiciliari nella sua terra. Egli ricorda come tale possibilità sia stata concessa in tempi recenti a boss malavitosi, e per questo motivo avrebbe potuto essere concessa per tempo anche a Mesina. L'ex Primo La Rossa del banditismo sardo è deceduto nel reparto detenuti del San Paolo di Milano, dove era stato trasferito dal carcere di Opera. Dal dicembre del 2021 era in carcere per scontare 24 anni ricalcolati sulla condanna a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, dopo un periodo di latitanza e la sua cattura ad Esulo, Nuoro. In precedenza, era stato detenuto nel carcere nuorese di Badù e Carros. Già un anno dopo la sua reclusione, le sue condizioni di salute avevano iniziato a peggiorare. Ben 7 istanze erano state presentate dalle sue avvocate a partire dal marzo 2023 per ottenere un luogo di detenzione più adeguato. Il pensiero di Lai va anche al futuro, auspicando che vicende come quella di Mesina non si ripetano e che si impari da essa per evitare che altri debbano morire lontano dai propri cari. Il parlamentare critica aspramente la gestione del caso, definendola una inutile crudeltà, voluta da un governo Meloni, Nordio, Del Mastro, che voglia rappresentare altro dalla civiltà giuridica italiana ed europea. Ma la storia di Graziano Mesina si intreccia in modo inaspettato con quella di un'altra figura simbolo della Sardegna, Gigi Riva. Durante la sua latitanza, Mesina si recava allo stadio Amsicora di Cagliari per vedere le partite della sua squadra del cuore, nascondendo la propria identità. Per lui, Riva rappresentava l'idea della libertà, un sentimento che la sua vita criminale gli aveva sempre negato. Riva era amato da tutti i sardi perché aveva dato voce e riconoscimento a un popolo spesso percepito come periferico. Il giorno della morte di Mesina coincide con l'anniversario del primo scudetto del Cagliari, vinto il 12 aprile 1970, un evento che cementò l'identità sarda. Riva ricordava di aver ricevuto lettere da Mesina durante la sua latitanza, con l'incitamento Forza Paris, forza insieme, in dialetto sardo. Sebbene il compagno di squadra Pierluigi Cera gli avesse consigliato di bruciare le lettere, il legame tra il bandito e il campione, seppur singolare, esisteva. Si incontrarono nuovamente nel 2005, quando il Cagliari ritirò la maglia numero 11 di Riva. Mesina vedeva in Riva un uomo giusto, quella giustizia che lui non era riuscito a incarnare. Come riflette la storia di Graziano Mesina sul concetto di dignità umana e sul diritto di ogni individuo di trascorrere i propri ultimi momenti circondato dall'affetto dei propri cari, indipendentemente dal suo passato?